Alessandro Morelli. Alessandro Morelli, come sapete, è sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, si occupa di coordinare la politica economica e di programmare gli investimenti pubblici, che è un compito di straordinaria importanza, del quale abbiamo parlato più volte. Intanto buongiorno Alessandro, grazie per essere con noi. Buongiorno a te Giulio, buongiorno agli ascoltatori. Allora, a proposito di cose da fare, stavamo giusto citando, guarda la combinazione non era neanche proprio voluta, stavamo citando mentre eravamo in rassegna stampa poco fa la tua intervista sul giornale di stamani, no? Su una questione della quale ci siamo anche occupati qui in radio perché era una questione abbastanza interessante sotto un profilo generale. Ovvero Milano è una città in forte trasformazione urbanistica, lo è da sempre, diciamo a prescindere dall'attuale giunta, ma lo è comunque diciamo in questo periodo in maniera molto sensibile. E la Procura di Milano ha aperto alcune inchieste su alcune operazioni urbanistiche. Alcuni uffici comunali, quelli dell'urbanistica appunto, alcuni dirigenti e funzionari pubblici hanno manifestato tutte le loro perplessità, hanno paura di essere inquisiti. Il Comune ha promesso assistenza legale e anche psicologica, ha cercato di avere un'interlocuzione diretta col procuratore capo Viola e il procuratore capo di Milano. I colloqui sono rimasti più o meno riservati, qualcosa è trapelato in pubblico, qualcuno ha avuto anche da eccepire, perché, come dire, insomma, sembrava di rivedere il modello Expo, per cui la procura avrebbe promesso di stare tranquilla e cauta e intanto fate le cose che dovete fare, gli affari che dovete fare. Non so se sia andata così. Insomma, tu oggi sul giornale dici l'urbanistica e la giunta Sala a Milano sono nel caos. Qua tocca al governo centrale dare una mano. Dal piano casa alla rigenerazione urbana possono arrivare chiarimenti condivisi anche con la procura. Cosa c'è da condividere con i magistrati a Milano? Ora Giulio, c'è una grossa problematica che riguarda non solo Milano, diciamo che Milano è la punta dell'iceberg, sì. Perché Milano ha utilizzato una interpretazione della norma, il Comune di Milano un'interpretazione della norma che a giudizio dei magistrati della Procura di Milano non è coerente con le finalità del legislatore. E quindi che cosa significa questo in soldoni? Ti faccio solo un esempio. In una realtà milanese particolare dove c'era un immobile di 2 piani, questo immobile è stato trasformato a seguito di una dichiarazione di una semplice scia. Per chi non sa di cosa si tratta, è sostanzialmente un adempimento burocratico che facilita chiaramente le possibilità per chi deve appunto trasformare questi immobili in altri tipi di immobili. Dicevo, quell'immobile di 2 piani è diventato come per magia un immobile di 9 piani, che chiaramente si può fare, nel senso che se all'interno delle norme evidentemente si può fare dell'urbanistica anche comunale, ma l'impatto, e questo è un dato oggettivo che capiamo a prescindere dalla conoscenza o meno di scia, burocrazia, norme, urbanistica, l'impatto di un immobile di 2 piani con una determinata utilizzo è una cosa, un'altra è se l'immobile è di 9 piani con un determinato altro tipo di utilizzo, quindi dal passaggio per esempio da commerciale o industriale a residenziale, quindi con i servizi connessi a questo o a quell'altra ipotesi. Perché dico che Milano è la punta dell'iceberg? Perché potrebbero esserci, e anzi sappiamo che ci sono anche altri comuni che hanno utilizzato questo strumento, questo tipo di strumento per facilitare la possibilità di riqualificazione urbana. Il problema oggettivo, e ce lo diciamo da cittadini, da Mario Rossi, togliendoci per un secondo le nostre giacchette, ognuno la propria, è che qualcosa evidentemente è successo. Poi che chi ha permesso questo tipo di iniziative urbanistiche sia uscito dal perimetro legislativo, è questo il dubbio, perché noi ci possiamo anche dire qualcosa è successo, ma si è tutti rimasti all'interno del perimetro legislativo, quindi non c'è nessuna colpa. Bisogna rifare sostanzialmente la norma, che probabilmente era stata
ideata con tutte le buone intenzioni, ma che nella pratica ha causato appunto queste criticità. Dunque io devo riconoscere, lo dico pubblicamente, che invece insomma noto che c'è stata un po' di polemica intorno una volta tanto, devo dirlo, perché insomma sappiamo tendenzialmente come siamo osservati noi della Lega dalle procure, dagli spioni, sì. eccetera. Tu hai detto che l'incontro è stato molto costruttivo col procuratore Ma guarda, Viola. io veramente ho trovato una persona solo molto equilibrata, disponibile al dialogo, che chiaramente ha espresso i propri dubbi o i dubbi dei magistrati della Procura di Milano rispetto appunto al criterio col quale è stata applicata la norma a cui facevamo riferimento. Cosa c'è da correggere qua? Ma sostanzialmente io penso che sicuramente sia necessario un approfondimento rispetto a quanto ti descrivevo, e cioè è evidente che non è sufficiente un passaggio urbanistico, diciamo, leggero, seppur controllato, attenzione, non è che non sono autocertificazioni o non stiamo parlando dell'ISE. Dicevo, serve probabilmente diciamo una stretta rispetto a una deregolamentazione che evidentemente è diventata in questo caso troppo forte. Quindi nel caso di riqualificazioni importanti è sicuramente necessario fare comunque un piano delle opere connesse alla riqualificazione di determinate aree che appunto prevedano la realizzazione di servizi, e per servizi intendo infrastrutture adeguate alle strade, servizi pubblici, gli asili, ma giusto per dare qualche esempio, Giulio, ai nostri ascoltatori, perché chiaramente se da un immobile che ha una determinata destinazione d'uso, facciamo un esempio a caso, appunto industriale, e quindi la presenza di un determinato numero di persone in determinati orari, con una pressione di quelle aree quindi abbastanza definibile, in residenziale, e quindi numerose altre persone con numerose altre richieste di servizi, quindi bimbi nel caso in cui siano giovani coppie, anziani nel caso in cui chiaramente ci sono persone più avanti con l'età. È evidente che siano necessarie appunto la realizzazione di altri servizi. Questo cosa significa in soldoni? Che chi intende riqualificare determinate aree con quelle caratteristiche dovrà anche pagare degli oneri di urbanizzazione differenti, e su questo il Comune di Milano e la Giunta Sala sicuramente sono in gravissimo difetto, perché una legge regionale, in questo caso riguarda la Lombardia, impone che i comuni rivedano la quota legata appunto agli oneri di urbanizzazione ogni 3 anni. Ora, l'assurdo per Milano è che la legge prevede che vengano rivisti. Per veramente, facendo un caso di scuola, uno potrebbe persino pensare, il comune potrebbe persino rivederli in ribasso, rivederli a zero, quindi valutare che gli oneri di urbanizzazione siano corretti. A Milano possiamo immaginare che nel corso di questi 10-12 anni gli oneri di urbanizzazione potrebbero essere invece saliti. Ora, la norma è una norma che è vigente oramai da parecchi anni. L'ultima giunta che con il Consiglio Comunale ha approvato la valutazione, in rialzo peraltro, degli oneri di urbanizzazione, indovina qual è? Quella della quale io facevo parte, quella di centrodestra con Matteo Salvini in Consiglio Comunale. Da allora Pisapia e Sala, la sinistra, non hanno più rivisto la norma. Quando se ne sono accorti alla fine dell'anno scorso, del 23, hanno provveduto a fare un rialzo, peraltro sostanzioso. Chiaramente questo è contro legem, quindi da questo punto di vista sicuramente la Corte dei Conti avrà qualcosa da dire nei confronti del Comune di Milano.
sottolineando che il Comune si difende dicendo ma noi adesso abbiamo alzato del 110%, questo 110 sull'urbanistica caspita un numero ricorrente, noto, ma è chiaro che diciamo è una foglia di fico, perché se è vero come è vero che oggi Alessandro e Giulio che hanno un'area e intendono realizzare un investimento immobiliare, pagano il 110% in più, tra il 2012 e il 2023 chi lo ha fatto pagava esattamente quello che pagava nel 2009. Chiaramente quindi questo è un danno per quanto riguarda l'erario comunale. Allora, la filiera delle costruzioni è importantissima per l'economia, no? Questo è un dato assodato. Fondamentale. Muove il 30% circa dell'intera economia, con tutto l'indotto, no? Perché ci sono moltissimi produttori, lavoratori, artigiani e compagnia bella. E io vorrei capire una cosa. La Procura, in sostanza, dice guardate che noi non possiamo non intervenire in presenza di certe norme, o dice qualcos'altro? E l'altra cosa, siccome ti hanno chiamato a te siccome ti hanno chiamato a te i funzionari pubblici del Comune di Milano, sì. No? Tu lo hai raccontato nell'intervista, hai detto è una cosa abbastanza curiosa che debbano chiamare uno che fa il senatore, che non è più consigliere, cioè, o meglio, che insomma hanno un sindaco, c'è un'amministrazione locale, chiamano il senatore Morelli, no? Il sottosegretario Morelli. Però sta di fatto che ti hanno chiamato a te. E loro cosa lamentano invece? Perché vorrei capire le parti in gioco. Cioè la procura dice finché le cose stanno così noi non possiamo non intervenire? Guarda, ti dico la verità, da esponente politico locale che ha fatto politica a Milano per tanti anni, ti dico la sincera verità, io sono anche orgoglioso del fatto che mi venga riconosciuto insomma il lavoro che ho svolto per tanti anni qua, non da il militante della Lega, non solo dal militante della Lega, ma anche dal funzionario comunale di cui io non so se ha una testa di partito in tasca, che cosa vota alla domenica elettorale. Quindi il fatto che un leghista venga riconosciuto come un interlocutore che in qualche maniera può mettere una pezza al disastro che sta avvenendo, e anche per questo vorrei allargare un attimo il ragionamento, Giulio, permettimi, anche per gli ascoltatori che non sono di Milano. Quello che sta avvenendo a Milano significa in soldoni una gravissima perdita per il paese, perché Milano e la riqualificazione immobiliare di varie aree ha portato sulla città chiaramente degli investimenti miliardari, stiamo parlando di miliardi di euro. Questi miliardi di euro in soldoni hanno una ricaduta sia sul fronte delle tasse, sia sul fronte del lavoro, che non riguarda chiaramente solo la città di Milano. Evidentemente Milano, diciamo, è l'epicentro positivo, ma poi il piastrellista magari non è di Milano. Le piastrelle che vengono messe, faccio anche qua solo un piccolo esempio, che vengono utilizzate certamente non vengono da Milano. Quindi il settore immobiliare così forte, così lanciato su una città come Milano, ha delle ricadute a livello nazionale per quanto riguarda chiaramente tutta la grandissima filiera. Mi chiedevi dunque i dipendenti del comune che cosa chiedono. Sostanzialmente i dipendenti del comune dicono guardate che noi abbiamo applicato la norma, che poi la procura dice la stessa roba, dice anche noi applichiamo e tuteliamo l'applicazione delle norme. Certo, e ora infatti sarà necessario in una maniera molto condivisa trovare una formula per la quale i dipendenti del comune possano essere salvaguardati, perché appunto hanno, e io di questo sono assolutamente convinto, tanto che le indagini in corso hanno già comprovato che non c'è stato alcun interesse di nessun tipo da parte degli amministrativi pubblici, quindi per questo chiaramente intendo d'azioni di denaro o altro. Non c'è stato nulla, semplicemente c'è questa gravissima impasse che è dovuta, come dicevo, alla lontananza, distanza dell'amministrazione comunale. Ti faccio solo questo esempio: io ho chiesto, viste le sollecitazioni che ho avuto, come dicevi tu, da tutti, chiaramente dalle imprese edilizie, dai loro rappresentanti, ma anche dai dipendenti comunali, dai consiglieri, eccetera. Io ho chiesto di incontrare il procuratore capo,
che mi ha ricordato che da lui è andata per il comune l'assessore competente, non il sindaco di Milano. Quindi capisci che anche i dipendenti comunali sono piuttosto delusi perché si sentono letteralmente abbandonati. E aggiungo, il Comune di Milano oggi, con una delibera peraltro, decide di sostenere le spese legali dei propri dipendenti che appunto sono invischiati in questa vicenda, ma sottolineo che nel Comune di Milano ci sono figli e figliastri, perché per esempio i Ghisa, i vigili, che purtroppo nella loro attività possono incorrere in denunce anche penali, sappiamo quando c'è un arresto, oramai come succede e lo vediamo in maniera molto plastica con i poliziotti della Celere o altro, scatta quasi immediatamente la denuncia da parte dell'arrestato. Ecco, in questo caso i vigili non vengono sostenuti minimamente dal comune, cioè se c'è una denuncia penale ai danni di un vigile, il vigile deve pagarsi le spese legali e poi quando sarà assolto o uscirà dall'inchiesta, il comune coprirà le spese. Capisci che per persone che non hanno uno stipendio da Nababbi, dover investire, a volte fare persino dei mutui con la banca per coprire le spese legali, visto che appunto spesso stiamo parlando di denunce di profilo penale, quindi molto gravi, per loro è chiaramente un limite al fatto che possono agire con buon senso nell'applicazione delle regole, perché poi sfido chiunque a dire a un vigile che deve fare un arresto a dire ma lo faccio e poi rischio che questo mi denunci e che poi io debba pagarmi l'avvocato, oppure giro la faccia dall'altra parte. È chiaro ed evidente che i nostri vigili a Milano da dipendenti comunali fanno il loro dovere e quindi se devono fare un arresto lo fanno, però è a loro rischio e pericolo per le vicende, per le ragioni che ti stavo dicendo. Quindi ancora una volta dimostriamo, e la Lega ha già presentato una serie di testi che vanno proprio a difendere i vigili, perché appunto non ci siano figli e figliastri da questo punto di vista. Allora Alessandro, a proposito di immobili, tu hai preso posizione estremamente critica, hai definito una follia totale su quello di cui abbiamo anche dato conto stamani in rassegna stampa, cioè il via libera definitivo del Parlamento europeo alle cosiddette case green, per quanto entro il 2050, con una serie di norme intermedie per il nuovo e per il pubblico e per gli immobili pubblici. Follia totale, tu ti chiedi giustamente chi pagherà per la ristrutturazione dei milioni di edifici. Dobbiamo concepire un'altra serie di bonus? Ma allora qua, anche qui il tema è di una chiarezza, è limpido, cioè l'Europa per esempio ci dice che entro il 2030 almeno il 16% delle nostre caldaie non potranno più essere a gas. Questo significa sostanzialmente che il 16% degli immobili delle case degli italiani dovranno sostanzialmente scaldarsi con le pompe di calore. Sottolineo che questo solo in Italia, perché l'ideologia green ha colpito in Italia da parecchio tempo precedente. Solo in Italia è stata fatta una letterale guerra ideologica all'utilizzo delle biomasse, perché appunto le biomasse vengono considerate come uno dei mali peggiori che possa essere utilizzato per riscaldarsi. Sottolineo che in giro per l'Europa non è assolutamente così. Ma tornando alla questione, si parla della possibilità di appunto cambiare almeno il 16%, arrivare fino al 16% delle caldaie a gas che non ci saranno più, ma sottolineo che, anzi sfido chiunque a scaldarsi con le pompe di calore in Valle Camonica, nelle aree più fredde del nostro paese. È evidente che è molto molto complicato. Inoltre va bene sicuramente sostenere questa ipotesi con il pannello fotovoltaico per aiutare dal punto di vista energetico, eccetera, eccetera, ma con pompe di calore, la direzione che si sta prendendo contro il gas, quindi possiamo immaginare anche l'utilizzo sempre favorito
rispetto per esempio alle piastre a induzioni, io mi chiedo una casa normale, della famiglia Rossi, quanti kilowatt dovrà utilizzare. Posto che evidentemente il numero di kilowatt saranno altissimi, molto più alti di quelli attuali, e ragionando sul costo dell'energia così ballerino, viste anche le problematiche geopolitiche internazionali, mi chiedo, posto che appunto è stata realizzata una guerra ideologica anche sul fronte del nucleare, come farà proprio l'Italia ad applicare queste che sono una vera e propria, lo ribadisco, lo sottolineo, follia, eurofollia. Quindi anche qua la nostra responsabilità da cittadini non è solo quella di lamentarci. Sono stato ad una serata di una sezione della Lega proprio poche sere fa e le persone mi dicevano ma su questo cosa potete fare, cosa dovete fare? Qua ognuno deve prendersi la propria responsabilità, perché il voto delle prossime europee è un voto, e dobbiamo fare anche, diciamo, proselitismo, perché responsabile di questa realtà è una signora, assieme a tutti gli altri chiaramente, che si chiama von der Leyen. Chi sostiene von der Leyen vuole che si continui questo percorso, punto. Cioè non è che qua ci sono troppi discorsi da fare. Allora Alessandro, ultimo tema, ti voglio sottolineare un'altra cosa. Tu hai preso posizione, abbiamo pochi minuti, ma ne abbiamo parlato prima in rassegna stampa naturalmente, hai preso posizione in maniera molto dura sul discorso degli spioni, no? La commissione d'inchiesta, la commissione antimafia, qual è lo strumento più giusto per arrivare in fondo. Proprio stamani abbiamo appreso che verrà sentito l'editore svizzero del quotidiano Domani, Carlo De Benedetti, insieme a tanti altri, 50 personaggi. Allora, se ne caverà secondo te fuori qualcosa, empiricamente parlando, da questa vicenda, o ci dobbiamo rassegnare al fatto che Morelli è stato spiato, che Salvini è stato spiato, che la Lega è stata spiata, che Savoini è stato spiato, che tanti altri, guarda caso tutti di centrodestra fondamentalmente, sono stati spiati e finisce lì? Ma allora, diciamoci che qui ancora una volta siamo noi che stiamo facendo, stiamo tenendo alta l'asticella rispetto a queste polemiche, perché ancora una volta dobbiamo sottolineare come da vittime di questa realtà solo noi ci stiamo lamentando, non tanto e non solo della difesa di questo o di quell'altro esponente politico, che ricordo siamo cittadini e quindi comunque sia, cioè, francamente mi dà molto fastidio, come puoi immaginare, il fatto che ci siano ma poi alla queste, fine, scusami Alessandro, ma a te cos'è che ti hanno spiato? Tu hai saputo di che cosa ti hanno spiato, che cosa sei stato sottoposto? Cioè... Ancora non totalmente, sicuramente conti correnti, probabilmente telefoni, eccetera. Ma ti dico che la cosa più grave in assoluto è il fatto che, devastando attraverso queste pseudo inchieste giornalistiche, perché di fatto sono in una trasmissione televisiva da Vespa, mi dicevano ma lei è contro la libertà di stampa. Figurati Giulio, tu mi conosci se io sono contro la libertà di stampa, anche perché da giornalisti siamo stati sempre abbastanza rompiscatole, mettiamola così, rispetto a certi determinati poteri. Ma detto questo, da quello che risulta dalle indagini, i giornalisti avrebbero loro stessi richiesto di utilizzare dei comportamenti illeciti per avere delle informazioni che erano totalmente informazioni. Vabbè, poi facciamo i corsi di deontologia, poi dai. Hai capito? Cioè qua noi e mi accusano di voler limitare la libertà di stampa, cioè la provocazione che dissi che lanciai lì da Vespa è: ma scusi, proprio al direttore del Domani, ma scusi, ma se lei avesse avuto la notizia il giorno prima dell'attentato di Capaci nella quale è stato ucciso Falcone, la moglie e la sua scorta, lei si sarebbe tenuto lo scoop o avrebbe avvisato le forze dell'ordine? E quello mi dice: ma cosa c'entra? Ma cosa c'entra? Scusi, ma c'è un limite appunto deontologico rispetto innanzitutto alle notizie che si hanno in tasca, ma dall'altra parte a come vengono raccolte queste notizie.
perché il comportamento illecito di un finanziere è stato, secondo la procura, provocato da questi giornalisti. Peraltro, lo ribadisco, per avere informazioni totalmente pruriginose. Tu pensa se Morelli in quei giorni avesse comprato una macchina da Cainarca, d'azioni di denaro 30.000 euro da conto corrente di Morelli a Cainarca, il giorno dopo il Domani o qualunque altro giornale di quell'area racconta operazione sospetta, operazioni sospette, giri di soldi tra due giornalisti che sono amici. E tu figurati se la stessa cosa fosse avvenuta tra Borghi e Morelli, tra due politici, tra uno che fa il sottosegretario e l'altro il parlamentare o un dirigente d'azienda. Allora, cosa Alessandro, che non ha alcun valore di nessun tipo, veramente dal punto di vista penale, zero, però sul giornale si avrebbe sputtanato. Allora, e adesso questo cosa significa? Perdonami e chiudo. Sì, certo. Che devastando pubblicamente una figura attraverso queste pseudo inchieste, delegittimi il voto di milioni di italiani che hanno messo quella figura in quella posizione. Perché chiaramente se Cainarca, che è in quel momento ministro, viene devastato pubblicamente da pseudo inchieste, chiaramente il suo valore politico diventa zero. E quindi è zero il voto degli italiani che lo hanno voluto lì. Bene, Questa allora è la cosa più grave. Alessandro, dobbiamo chiudere, io ti ringrazio come al solito e vedremo poi se la commissione antimafia in questo caso, poi chissà cos'altro, andrà a fondo di questa vicenda, anche di questa vicenda. CSM. Il CM, come l'ha chiamato ieri Cuno Tarfus qui, perché superiore non si addice a quel consesso. Comunque, grazie ad Alessandro Morelli e buona mattina. Tra poco con voi Giovanni Sallusti, il nostro direttore, con Liberamente, l'editoriale del mattino. Avete ascoltato